Laura Mosca, direttrice della Fondazione Cavendramin. Oggi siamo al primo giorno della settimana della sostenibilità. Un sacco di giovani. Ci vuole spiegare, direttrice o direttore? Direttore. Direttore, cosa fate oggi, cosa farete in tutta questa settimana, in particolar modo la mattina che sarà destinata appunto ai giovani e alle varie scuole del territorio. Grazie, allora la nostra è una maratona della sostenibilità, quasi 20 eventi in tutta la settimana, le mattinate in particolare sono dedicate al mondo della scuola, come dicevi. Allora questa mattina abbiamo i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Portoviro, poi a seguire nei giorni successivi ci saranno gli altri istituti comprensivi sempre di Ariano Corbola, Taglio di Po, Portoviro Portotolle e Lorio Rosolina. Sabato ci sarà anche un istituto superiore Colombo, mentre giovedì verranno in visita altri istituti scolastici provenienti da altri territori della regione del Veneto nell'ambito di un progetto curato dai consorzi di bonifica e da Ambi Veneto e dalla regione Veneto, finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni in merito all'uso dell'acqua e alla conoscenza del funzionamento e della gestione di questa risorsa fondamentale. Seconda edizione, cosa ha lasciato la prima edizione ai giovani che sono intervenuti? La prima edizione ha lasciato ai giovani la curiosità di approfondire certe questioni e stimolare i giovani nella curiosità è una cosa fondamentale e invogliarli a conoscere, a fare ricerca, ad approfondire gli argomenti è sicuramente un obiettivo importante già raggiunto. Noi siamo qui come Osservatorio regionale per il paesaggio e come componenti del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio e rappresentiamo appunto l'Università IUAR di Venezia. L'Osservatorio regionale da oltre 10 anni ha portato avanti un lavoro molto importante all'interno della regione con l'aiuto delle università e quindi attività diversissime si sono potute mettere in piedi in questi anni che riguardano sia attività di sensibilizzazione, di formazione nelle scuole e qui oggi abbiamo un gruppo nutritissimo di ragazzi delle scuole locali, ma anche attività che hanno riguardato una sensibilizzazione presso le associazioni, le federazioni delle professioni, coloro che in definitiva hanno un ruolo importante nella modificazione del paesaggio. Ecco, questo è un territorio per definizione fragile, la terra più giovane d'Italia, anche questa per definizione. In questi 10 anni di osservatorio cosa è cambiato, cosa è migliorato e cosa si deve migliorare assolutamente? Sicuramente si sono intensificate le relazioni e il confronto che come dicevo prima sono alla base di progetti che effettivamente possano essere efficaci sul territorio. Ora in questi 10 anni rileviamo anche tutta una serie di fenomeni nuovi, se vogliamo. Il cambiamento climatico sta mostrando tutti gli effetti in quest'area come in altre aree e proprio in relazione a queste trasformazioni un lavoro di più a stretto gomito fra le varie categorie, fra le istituzioni che lavorano sul territorio diventa estremamente importante per trovare delle soluzioni e per gestire questa transizione verso un qualcos'altro che dobbiamo in qualche modo prevedere e prevenire. Cambiamento climatico è fisiologico, questa qua è una cosa che ancora non abbiamo capito, o è proprio accelerato in questo periodo per l'influenza e l'intervento dell'uomo? Allora, sicuramente il cambiamento climatico ha una matrice naturale che nei secoli, nelle ere geologiche ha sempre avuto una temporalità tendenzialmente molto dilatata. In quest'ultimo periodo storico, a partire dalla rivoluzione industriale fino ad oggi, abbiamo visto una notevole accelerazione dovuta all'impatto dell'uomo, alle sue economie, all'impatto sul territorio e all'uso che ne fa appunto a seconda delle attività umane, antropiche, agricole e a seconda di come queste attività si dislocano sul territorio, questo tipo di tempistica si è dilatata in senso stretto in maniera molto rilevante. Lo abbiamo visto soprattutto anche nell'ultimo periodo, quest'anno è
palese a tutti come c'è un alternarsi molto ravvicinato fra un periodo di siccità e un periodo di abbondanza. La gestione di questo tipo di esternalità e di estremità è una vera sfida che dovremo provare a gestire con gli attori del territorio, con chi del territorio lo vive nel prossimo futuro, ma un futuro che non è molto lontano, è un futuro che è domani. Quindi il motivo per cui oggi ci troviamo qui, simbolo di un rapporto strettissimo fra natura e uomo, è anche uno di quei luoghi che ci permette di capire e dare un orizzonte a quello che dobbiamo fare a stretto contatto con tutte le generazioni, dai bambini ai tecnici, agli adulti, agli osservatori regionali, al Parco del Po, perché sono attori che non possono che lavorare insieme per guardare al futuro in una forma più integrata e più sinergica. Ecco, ma in un momento di globalizzazione estrema, c'è un comune denominatore di questa sensibilità, oppure solo nei paesi un po' più evoluti, nella vecchia Europa e altro, cioè si riesce a coordinare il bisogno di sviluppo dei paesi Cina, India oppure anche parte dell'Africa? Allora, sicuramente viaggiamo con delle velocità differenti. L'Europa è strutturalmente un continente che da più tempo ha cominciato a riflettere con se stessa su quello che è il suo impatto umano sull'ambiente. Non per ultimo abbiamo tutta una serie di indicazioni, dalle strategie europee per l'adattamento climatico alla mitigazione, agli ultimi il Green Deal, tutte le politiche che provano a spostare un futuro più sostenibile e meno impattante sul territorio. È chiaro che non è che il resto del mondo stia a guardare, soprattutto i paesi che hanno a livello globale riceveranno degli impatti più forti sono coloro che anche nei grandi accordi internazionali alzano la mano e un po' reclamano questa necessità urgente di agire, soprattutto per evitare che gli impatti che per noi magari possono sembrare più lievi, per loro invece saranno molto più drammatici. È ovvio che a seconda del potere, a livello della capacità economica di ogni Stato, la sensibilità a livello di percezione e soprattutto di azione è leggermente differente. Noi ci auguriamo che il lavoro che si sta facendo a livello globale, con la fortuna che abbiamo, la globalizzazione non è solo una cosa negativa, ma anche la globalizzazione dell'informazione sta spostando anche tanta mentalità e tanto approccio a questo tipo di sensibilità. Le giovani generazioni lo stanno dimostrando molto di più forse di altri settori di gestione, di sviluppo economico globale. Vogliamo immaginare e pensare che queste giovani generazioni siano un seme che crescerà sempre più forte e che possa portare anche un vero e proprio cambiamento strutturale. Moderatamente ottimista o pessimista? Bisogna essere ottimisti, perché altrimenti non c'è un futuro, tra virgolette, da poter immaginare. Quindi è ovvio che bisogna seminare oggi per raccogliere domani, ma bisogna seminare con una forma di lungimiranza e di positività, e guardando al domani con una visione sempre più verso un futuro più verde e più sostenibile.